Senza titolari e senza una punta il Mantova è da retrocessione. Non ci sono dubbi, senza Caridi, Siniscalchi, Raggio Garibaldi, Scalise, Zanetti è quasi impossibile pensare che la squadra possa salvarsi direttamente. Mister Juric dalla mischia ha estratto alcuni giocatori come Di Sant'Antonio, Trainotti, Blasè, Zammarini e da tratti Seid e Boniperti, ma è troppo poco. Il Real Vicenza ha insegnato qualcosa, l'equilibrio è stato rotto dalla bravura di Bruno, una punta da 1001 notte e da un autogol di Marchiori in sostanza, da una punta forte e dall'ingenuità di un giovane. Urgono interventi, la società l'ha promesso ad un Juric con i nervi a fior di pelle. La cronaca a Vicenza piove davanti al deserto del Menti, all'ultimo momento anche Caridi da forfè a causa della febbre. Il match parte bene con i biancorossi vicino al gol con Marchiori al quinto e con Trainotti 10 minuti dopo. Al 21esimo risponde Vannucci con miracolo di festa. Si arriva al 30esimo quando Bruno si inventa uno straordinario gol per il vantaggio vicentino. Nel finale poi Boniperti a cercare il gol al 37esimo e 45esimo. Nella ripresa il Real Vicenza va vicino al raddoppio in un paio di occasioni in apertura con Bardelloni. Il Mantova insiste ma va a sbattere sul muro del Real che alla fine ottiene anche il raddoppio con una clamorosa autorete di Marchiori, il colpo di grazia che ricaccia il Mantova in crisi.